Ormai è tutto pronto, martedì apriamo finalmente, dico, perché è una iniziativa che attendiamo da parecchio tempo e questo piano di vaccinazione finalmente parte. Speriamo arrivino anche i vaccini in maniera continuativa per finire quanto prima. I lavori vanno avanti senza sosta e sono quasi al traguardo. Il Palasport di Via dello Sport, centro vaccinale dell'ULSS 6 per il territorio del campo San Pierese, è pronto. Ampio parcheggio, montati 5 box dove si eseguiranno le vaccinazioni, il riscaldamento è già in funzione. L'attesa, soprattutto da parte degli ottantenni che per primi varcheranno l'ingresso, è alta. Tantissima attesa, guardi, anche stamattina alcuni anziani sono venuti a vedere il posto dove venirsi a vaccinare per paura di non trovarlo subito e essere pronti quel giorno in cui sono già stati invitati, sanno già dove e come arrivare a questo locale. Per gli anziani che non possono recarsi con mezzi propri o non hanno una rete parentale, noi a Loreggia faremo un servizio anche di trasporto con il pulmino in dotazione del comune e so che anche altri colleghi sindaci del territorio si stanno attrezzando in tal senso. Massima la collaborazione tra sindaci in questo territorio solidale su obiettivi concreti. Il punto sarà aperto per ora martedì e giovedì dalle 9 alle 17:30. L'obiettivo è essere aperti tutti i giorni. Le sedi sono ancora accatastate, ma entro martedì saranno posizionate in maniera distanziata proprio nella parte centrale del palazzetto che diventerà la sala d'attesa dopo il vaccino. Secondo i calcoli dell'ULSS qui si potranno vaccinare fino a 500 persone al giorno.